Buonasera dalla redazione di Teleeuropa Network, ben ritrovati puntualissimi con il nostro telegiornale, ma partiamo dai titoli. Dopo la debacle in Umbria il PD calabrese non torna indietro e Graziano rivendica il percorso già avviato, ma i 5 Stelle si sfilano. Blitz della Guardia di Finanza questa mattina negli uffici del comune di Vibo, non si conosce il motivo, ma da quanto si è appreso la verifica ha riguardato tutti gli uffici dell'ente. L'europarlamentare Laura Ferrara e i deputati pentastellati nutrono dubbi sulla realizzazione della metro leggera di Cosenza, c'è il rischio di perdere i finanziamenti. Arrestato e posto ai domiciliari a Castrovillari un 72enne accusato di abusi sessuali nei confronti di una 14enne disagiata e con deficit cognitivi. Le violenze riprese dalle telecamere di sorveglianza. Sono 80.000 i calabresi costretti a convivere con il tumore, ogni anno ci sono 10.000 nuovi casi. La regina sbanca Avellino e Consoli del primo posto in classifica, Catanzaro e Rende fanno pari, un punto anche per la Vibonese. Ancora buonasera da Anna Franchino, ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli, in apertura parliamo di politica così come nel nazionale, perché dopo la debacle in Umbria il Partito Democratico calabrese non torna indietro e per il commissario Graziano si deve continuare in questo percorso già avviato, ma il Movimento 5 Stelle si defila. Il giorno dopo la sconfitta in Umbria, Di Maio chiude l'esperienza con il PD, esperimento fallito e per domani convoca a Roma i suoi, mentre in Calabria Graziano ci spera ancora. Andiamo avanti lungo la strada del rinnovamento. Il commissario, insomma, non molla e forse, anche per questo, chiede ad Oliverio di fissare le elezioni per il prossimo 26 gennaio per avere più tempo a disposizione per la creazione del polo civico. E il presidente uscente? Intanto gongola, perché dall'Umbria è arrivato il risultato che si aspettava, ed è certo che lavorerà per piazzarsi al centro della scena, utilizzando proprio questo nuovo scenario. Ne avrà la forza? Questo è un altro discorso. Al momento ciò che pare acclarato è che non farà alcun passo indietro. Tanto è vero che vorrebbe forzare la mano e portare i calabresi al voto nel mese di dicembre, ma pare che non ci siano i soldi necessari e quindi puntare su gennaio sarebbe la soluzione migliore. In politica però, come si dice, tutto è possibile, dunque può accadere di tutto. E se il PD e il Movimento 5 Stelle prendono atto del tonfo rimediato in Umbria, il centrodestra e la Lega in primis si ritrovano con un pieno di voti e di consensi che rinvigoriscono le aspettative della coalizione nelle regioni interessate al voto, Calabria ed Emilia-Romagna. Sia nell'una che nell'altra regione le chance di portare a casa il bottino pieno, almeno ad oggi sembra così, sono alte. Ora si lavorerà sui programmi e le candidature. Mario Chiuto aspetta che Berlusconi, Salvini e la Meloni discutano sul da farsi, ma la decisione arriverà presto. Intanto c'è stato un blitz dei finanzieri al comune di Vibo Valentia, la verifica ha riguardato tutti gli uffici dell'ente. Blitz della Guardia di Finanza questa mattina negli uffici del comune di Vibo Valentia, perquisizioni in diversi settori finalizzate all'acquisizione di atti amministrativi, passati al setaccio numerosi uffici, dai lavori pubblici alla ragioneria, passando per il settore tributi, la SUAP e persino l'ufficio sport e quello dei contenziosi. Un monitoraggio a tutto tondo che riguarderebbe l'attività svolta dalle passate amministrazioni, anche se non si esclude che il Blitz possa aver interessato qualche pratica messa in atto in questo scorcio iniziale di consigliatura. Il colonnello della Guardia di Finanza Prosperi, insieme ai suoi più stretti collaboratori, è rimasto chiuso per più di un'ora nell'ufficio del sindaco Maria Limerdo. Mi è stato notificato un decreto di acquisizione di una serie di atti e una serie di documenti che riguardano numerosi procedimenti in essere presso il Comune e che sono per la maggior parte, anzi tutti direi, relativi alla passata amministrazione. Ovviamente io sono stata a loro disposizione, anche i dirigenti si sono messi a disposizione del colonnello, in generale della Guardia di Finanza. E le carte che ci sono qui, sono a loro disposizione, faranno le copie e vedremo, insomma.
Già in passato i finanzieri avevano acquisito diversi atti e varia documentazione nell'ambito di una serie di filoni investigativi che riguardavano rifiuti, lavori pubblici e pubblicità. Fa specie che questa volta il decreto di acquisizione d'atti notificato questa mattina al sindaco Maria Limerdo sia stato firmato dal sostituto procuratore antimafia di Catanzaro Antonio De Bernardo. Si tratta dunque di un'indagine delegata alle Fiamme Gialle direttamente dalla direzione distrettuale antimafia guidata dal procuratore Nicola Gratteri, anche se il sindaco si mostra tranquillo riguardo all'attività della sua amministrazione. Sì, noi ci siamo insediati da pochissimo tempo, veramente si possono contare i giorni, proprio l'altro giorno abbiamo fatto i primi 100 giorni, quindi è evidente che immagino questa attività riguarda fascicoli che si sono formati nel corso del tempo, quindi non escludo. È una conferenza stampa questa mattina dei parlamentari cosentini del Movimento 5 Stelle che hanno posto l'accento sul rischio sempre più concreto che si perdano i fondi destinati alla metrotranvia Cosenza-Rende. Ci vuole buonsenso e bisogna rimodulare subito i fondi destinati dall'Europa alla costruzione della metrotranvia Cosenza-Rende Unical, opera inutile che non sarà mai realizzata nei tempi stabiliti. Lo dicono i parlamentari del Movimento 5 Stelle che non hanno dubbi. Dopo la relazione presentata a seguito dell'ultima ispezione, l'Europa è pronta a dare l'ultimatum a Regione Calabria e comuni di Cosenza e Rende. Il passo che noi auspichiamo è quello di vedere i fondi europei non persi, quindi che ci sia del buonsenso nell'andare a ripresentare un progetto realizzabile, perché da un lato vogliamo che i fondi non vadano persi, dall'altro vogliamo che i cittadini non subiscano comunque dei disagi per un'opera che poi fondamentalmente non vedrà mai la luce. Manca ad oggi ancora un progetto esecutivo, quindi manca un cronoprogramma, mancano tutte le tappe da realizzare e quindi mancando questo è difficile già capire quali sono le tempistiche, quali sono i vari step, quali sono le tappe per la realizzazione dell'opera. La Comunità Europea ha mandato qui una ispezione, ha fatto un controllo a giugno e nel momento in cui ha redatto una relazione sicuramente noi ci siamo mossi in tempo per denunciare, grazie all'europarlamentare la nostra Laura Ferrara che ha dato subito notizia, quindi i tempi sono stati velocissimi. Certo è che non bisogna far finta di non sentire e non capire quello che è la possibilità di evitare lo sperpero di denaro. I cittadini devono essere informati e soprattutto devono essere coinvolti. Il Movimento 5 Stelle appoggerebbe subito anche un eventuale referendum sull'opera. Assolutamente sì, era stato proposto e di fatto però è stato negato, chiudendo per l'ennesima volta le porte a quella che è una richiesta di partecipazione dei cittadini, una partecipazione di cui abbiamo moltissimo bisogno soprattutto alle nostre latitudini. Adesso parliamo di cronaca. A Castrovillari ci sposiamo per una storia di violenza e abusi. È stato arrestato e posto ai domiciliari un 72enne accusato di abusi sessuali nei confronti di una 14enne disagiata e con deficit cognitivi. Le violenze sono state riprese dalle telecamere di videosorveglianza. Sarebbe stato ripreso mentre palpeggiava la ragazza e successivamente avrebbe toccato la stessa nelle parti intime in cambio di pochi spiccioli. L'episodio documentato dalle telecamere di sorveglianza il 30 agosto scorso, protagonista un anziano 72enne di Castrovillari nel Cosentino, accusato di abusi sessuali su una minorenne disagiata. Secondo la ricostruzione degli agenti del commissariato di Castrovillari che hanno condotto le indagini dopo le segnalazioni di alcuni cittadini che nel luglio scorso avevano notato atteggiamenti troppo confidenziali fra una 14enne del posto e alcuni anziani, anche in cambio di denaro. Da qui sono stati avviati gli accertamenti. Gli abusi avvenivano in pieno giorno, in pieno centro e nella città del Pollino. La giovanissima vittima della violenza sessuale è figlia di 2 disoccupati affetta da deficit cognitivi e la famiglia versa in condizioni di indigenza. Infatti occupano una casa abusivamente senza energia elettrica. È proprio da alcune stranezze nei comportamenti della minore vittima degli abusi che sono iniziati i sospetti, poi confermati dalle riprese video.
Adesso l'esito delle indagini sono state trasmessi alla Procura della Repubblica di Castrovillari, diretta da Eugenio Facciolla. Per l'uomo invece sono stati disposti provvedimenti restrittivi ed ora si trova ai domiciliari presso la sua abitazione. Ancora una notizia: il Tribunale di Cosenza ha dichiarato l'ineleggibilità di Mario Veltri, sindaco di San Pietro in Guarano, dichiarandolo decaduto dalla carica. Il Tribunale ha accolto il ricorso presentato da Francesco Acri, candidato a sindaco e non eletto nelle elezioni amministrative del maggio scorso, quando Veltri ottenne la maggioranza dei consensi. Il Tribunale ha rilevato come ci sia stato in quelle consultazioni un elemento di distorsione del voto popolare, dal momento che Veltri era in carica come direttore sanitario dell'azienda ospedaliera di Cosenza nel periodo antecedente le elezioni. Nelle motivazioni della sentenza è scritto tra l'altro che la causa ostativa all'eleggibilità riguarda tanto i dirigenti delle aziende sanitarie quanto quelli delle aziende ospedaliere. Cambiamo argomento: i tesori sommersi di Reggio Calabria, dal Ministero 100.000 euro per tutelare il sito. Ecco i tesori sommersi di Reggio Calabria, anfore e resti di relitti di varie epoche scoperti nel 2017 nello specchio di mare antistante la via Marina, preziose testimonianze del passato da tutelare e valorizzare. Adesso il MIBACT ha stanziato 100.000 euro proprio per la tutela e la conservazione di questo patrimonio archeologico di inestimabile valore che giace sui fondali. Il finanziamento servirà per la definizione e la delimitazione dell'area attraverso attività di rilevamento strumentale, prelievo di campioni per le analisi delle essenze lignee e delle fibre vegetali, redazione delle schede dei reperti archeologici sommersi e, dove necessario, l'eventuale recupero dei reperti mobili. La prima attività di ricognizione, svoltasi dal 5 al 9 agosto, ha consentito la delimitazione dell'area, costituita da numerosi resti di contenitori da trasporto e porzioni di fasciame di uno o più relitti di epoca antica. In occasione poi della prima attività di monitoraggio dal 22 al 24 ottobre, svoltasi col supporto del Nucleo Carabinieri Subacquei di Messina, è stato trovato un dispositivo di segnalazione non autorizzato vincolato al fondale marino da una cima di 40 metri circa, fissata a 2 sacchi di polietilene di colore bianco. È stato accertato inoltre come sullo stesso fondale si diramassero alcune cime che dai sacchi conducevano verso i reperti archeologici, un vero e proprio percorso subacqueo posizionato da qualcuno per individuare i reperti archeologici sommersi e probabilmente per saccheggiare il sito. Il tutto è stato sequestrato dai carabinieri subacquei di Messina di concerto con i carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Cosenza. Adesso uno studio dell'Ipsos che fotografa la preoccupante situazione dei tumori in Calabria, più di 10.000 nuovi casi ogni anno, limitato l'uso degli screening. In Calabria più di 80.000 persone convivono con un tumore, oltre 10.000 i nuovi casi registrati ogni anno. Un tumore su 3 scoperto casualmente è quanto emerge dalla ricerca alla Calabria e la lotta ai tumori, il punto di vista di pazienti e cittadini, redatto da Ipsos, studio da cui si evince che è ancora limitato l'uso degli screening. Nella nostra regione è riconosciuto il lavoro di medici e infermieri, il volto umano delle strutture sanitarie, carenti però nell'organizzazione. A contare sono le associazioni di volontariato che supportano pazienti fornendo le giuste informazioni. Molti cercano i farmaci innovativi e concordano sull'importanza di poter disporre di un supporto psicologico. Infine, la maggioranza dei malati ha dichiarato di curarsi nelle strutture sanitarie locali, anche se restano alte le percentuali della cosiddetta mobilità attiva, pazienti che decidono di curarsi fuori regione, il 25% per essere esatti della popolazione. Di cancro si parla poco, relegando il problema spesso solo nell'ambito familiare dei pazienti.
Ancora la cronaca, ci spostiamo sul Tirreno cosentino con un venditore ambulante di origini campane che da anni era residente a Scalea, che è stato ferito alle gambe a colpi di pistola al termine di una lite. Il fatto è accaduto all'interno dell'area che ospita il mercato settimanale di Scalea. La vittima, che ha 30 anni ed è incensurata, è stata soccorsa e trasportata proprio nell'isoccorso all'Annunziata di Cosenza, dove si trova ricoverato, però non in pericolo di vita. Non si conosce ancora l'identità dell'uomo che ha fatto fuoco e che dopo aver sparato 3 colpi di pistola si è dileguato facendo perdere le proprie tracce. Sul luogo del ferimento sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Scalea, che hanno avviato le indagini proprio per risalire all'identità dello sparatore. Adesso altre storie, altre notizie nei nostri 100 secondi di cronaca. 'Ndrangheta e gioco online, conclusa la prima parte delle indagini dell'inchiesta Galassia relative ai rapporti tra gaming e cosche mafiose reggine. La Procura Antimafia di Reggio Calabria ha depositato le prime richieste di rinvio a giudizio per 24 indagati, udienza preliminare fissata per il prossimo 8 novembre. I carabinieri della compagnia di Corigliano Calabro hanno arrestato un 51enne accusato di maltrattamenti in famiglia e violazione del divieto di avvicinamento all'ex coniuge. Il GIP del Tribunale di Castrovillari ha disposti domiciliari. Il 51enne, a cui era stata notificata già nel giugno scorso la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa per i reati di maltrattamenti in famiglia, aveva continuato di fatto a perseguitare l'ex compagna. È attesa per il prossimo 5 novembre la sentenza del Tribunale di Paola sull'omicidio di Francesco Uggeri, il giovane cosentino ucciso il 23 agosto del 2018 a Diamante. La Procura ha chiesto l'ergastolo per Francesco Schiattarelli, il 20enne campano che dall'agosto dello scorso anno è in carcere proprio per l'omicidio di Francesco Uggeri, che fu accoltellato perché intervenne a difesa di un amico che era stato aggredito da un gruppetto di ragazzi napoletani. Vandali in azione nella scuola Marisa Fusaro di Caloveto, ignoti dopo essersi introdotti nel plesso scolastico forzando una delle uscite di sicurezza, hanno svuotato il contenuto degli estintori nelle aule e nei corridoi, attività sospese per consentire la necessaria bonifica del plesso. Blitz antibracconaggio nell'Amettino. In 2 distinte operazioni tra Soveria Mannelli e Lamezia, i carabinieri forestali hanno denunciato 2 persone, sequestrato un fucile, centinaia di munizioni, richiami acustici vietati e attrezzature per uso venatorio. Nel corso delle attività i carabinieri hanno anche individuato un'autovettura incustodita e aperta parcheggiata nella boscaglia con all'interno uno zainetto contenente cartucce utilizzate per l'attività venatoria. Ci spostiamo a Cosenza adesso, dove sono stati celebrati con una serie di interessanti iniziative i 10 anni di attività del Museo dei Bretti e degli Enotri. A Cosenza il 17 ottobre 2009, con l'inaugurazione nella prestigiosa sede del complesso monumentale di Sant'Agostino del Museo dei Bretti e degli Enotri, iniziava una nuova stagione di valorizzazione e promozione di una delle più antiche collezioni della Calabria, che fino ad allora non aveva avuto una sede fissa. Per celebrare i 10 anni, l'amministrazione comunale di Cosenza e la direzione del museo, con il contributo delle società di gestione Museion e Cooperativa Sociale Dignità del Lavoro, hanno organizzato una serie di iniziative volte a promuovere uno dei beni più prestigiosi della città Abruzia. Abbiamo per l'occasione realizzato un annullo filatelico speciale a cura di Poste Italiane, abbiamo coinvolto il Conservatorio Giacomo Antonio di Cosenza, che ha offerto la musica, abbiamo fatto realizzare delle litografie dal maestro Maurizio Carnevali, che si è ispirato alla collezione del museo e l'ha inserita in scorci del centro storico. Per il Museo dei Bretti e degli Enotri negli ultimi 10 anni è stato fatto tanto, ma restano ancora traguardi da raggiungere e soprattutto un obiettivo importante da realizzare. Cercare di riportare a Cosenza, per esempio, quei reperti ritrovati durante gli scavi dagli anni 80 in poi nel centro storico e che attualmente sono conservati nei musei statali della Calabria. Questo è un obiettivo che speriamo di poter raggiungere a breve scadenza. A Cosenza ancora, perché da 100 anni si occupano di bambini e adolescenti in difficoltà, sono le suore guanelliane a Cosenza dal 1919, tanta la partecipazione per la cerimonia presieduta da Monsignor Nolè.
E la vista sulla città, rapida lo sguardo di chi passa dal rione Motta sul colle Pancrazio a Cosenza, dove sorge l'ex convento delle Cappuccinelle. Qui da 100 anni operano le suore guanelliane. Era il 1919 quando l'istituto aprì le porte agli orfani di guerra. Da allora i bambini meno fortunati, gli adolescenti soli, italiani e stranieri, non si fa differenza, hanno trovato casa. Un secolo di lavoro ininterrotto celebrato nella bella chiesa di Santa Maria in Gerusalemme, alla presenza del vescovo, Monsignor Francesco Nolè. Una storia, quella del convento, che ha radici più antiche, risale infatti al 1500. Questo era un antico monastero delle Cappuccinelle abitato dalle monache di clausura dal 1580 fino alla soppressione degli ordini religiosi nel 1866. Ci sono rimaste loro, era rimasta una sola monaca di clausura e il vescovo di Cosenza, Monsignor Trussoni, ha invitato le suore di Don Guanella a quest'opera. Le suore sono arrivate il 12 settembre del 1919 e dopo piano piano è stato fatto l'acquisto di questo stabile che era stato confiscato dal comune, acquistato da una nobile signora di Longobucco, la signora Beccuti, e dopo venduto a noi per continuare un'opera di carità. Oggi la Casa della Divina Provvidenza ospita 20 minori, conta 14 suore, 24 dipendenti laiche a tempo pieno tra assistenti sociali, cuoche e segretarie. La missione è educare. Abbiamo all'interno una scuola paritaria, una ludoteca per i bambini da 1 anno a 3 anni, e una varietà di servizi, tutti rivolti all'educazione. La festa è appena iniziata, ci sono altre date importanti, quale quella del 5 dicembre, con l'esposizione della preziosa tela dell'Immacolata di Pietro Negroni, un dipinto olio su tela risalente al 1558, custodita nella cappella dalle suore. Adesso ci spostiamo a Cerisano, nelle terre cosentine, che per 2 giorni ha celebrato le sue tradizioni proprio con la festa d'autunno. A Cerisano, Palazzo Sersale è stata la location prescelta per la festa dell'autunno. 2 giornate intense che, oltre a celebrare i prodotti tipici, sono state anche occasione di dibattito e confronto sul futuro delle comunità, del territorio e della montagna. Ci troviamo all'interno di questa manifestazione che è la festa d'autunno, un incontro ormai tradizionale con la comunità cerisanese che si apre ovviamente al comprensorio, a tutti gli amici di Cerisano che vengono in questo paese ancora a godere delle bellezze del posto e dei tanti prodotti che sono anche esposti nel nostro palazzo. Abbiamo fatto questo incontro con i tanti sindaci della provincia che ci hanno onorato della loro presenza, il loro contributo credo sia stato importante per una bella discussione. Vediamo adesso il proseguo della proposta di legge nelle sedi istituzionali. Parliamo di sport, parliamo di calcio, in particolare calcio di Serie B, perché domani si torna in campo proprio per la 10ª giornata del campionato cadetto, girone d'andata. Si sente ancora l'eco del triplice fischio di sabato, eppure già si parte per Chiavari e Verona. Cosenza e Crotone si rituffano nel clima partita per il turno infrasettimanale della 10ª giornata. I lupi affronteranno l'Entella con la consapevolezza di aver raggiunto un buon livello di solidità e affidabilità, ma anche con l'esigenza di continuare a far punti per migliorare una classifica che non rispecchia il valore espresso fin qui dalla squadra di Braille. Anche con il Chievo i rossoblù possono recriminare per una svista arbitrale colossale sul fuorigioco inesistente segnalato a Sciaudone, lanciato e falciato a pochi passi dalla porta, e rimuginare su qualche palla gol non sfruttata a dovere che avrebbe consentito di portare a termine la missione al Marulla. Sull'Entella Braglia, che medita qualche variazione nell'11 da schierare, dice qualche parola invitando all'attenzione massima ai suoi. Ho visto una grande Entella, hanno fatto una grande partita, meritavano il risultato diverso. Poi nel calcio ci sta l'imponderabile, rimpallo, fanno gol gli altri, però loro a me mi sono piaciuti, mi hanno dimostrato che sono una squadra che sta bene, che corre, che ha gamba e corre.
Da una calabrese all'altra il Chievo incrocia anche il Crotone, sullo sfondo la contesa per la Serie A, quella delle polemiche e dei ricorsi, che adesso si è trasferita sul campo. In vantaggio la squadra di Stroppa, che nonostante le defezioni tenterà di portare a termine un blitz al Bentegodi. Anche il tecnico dei pitagorici potrebbe attingere dalla panchina per regalare brillantezza ad un 11 spremuto nella gara col Venezia. La Serie B puoi perdere dappertutto, con chiunque, e poi attenzione, domani abbiamo una partita, nessuno parla del Chievo. E quindi si dice Benevento, Empoli, adesso forse il Crotone qualcuno lo sta dicendo, Cremonese, Frosinone e quant'altro, nessuno parla del Chievo. Però il Chievo nelle statistiche è la squadra che va al tiro più volte, ha occasioni forse come noi o più di altri. Quindi è una squadra da temere, quindi domani affrontiamo una squadra che per me è una delle squadre più forti del campionato. Andiamo nel campionato di Serie C perché la Regina sbanca Avellino e consolida il primato in classifica. Catanzaro Rende invece finisce 1-1, un punto anche per la Vibonese. Se non è la prima fuga, assomiglia tanto ad uno sprint. La Regina vince anche al Partenio e mette 4 punti tra sé e la prima inseguitrice. La gara con l'Avellino conferma il grado di difficoltà previsto. I biancoverdi di Capuano ce la mettono tutta per vincere il confronto con gli Amaranto, perlomeno per tenergli testa. E il primo tempo, nonostante le occasioni, finisce sullo 0-0. Charpentier è l'uomo più pericoloso ai padroni di casa, mentre il duo composto da Corazza e Reginaldo tiene in costante tensione il portiere Tonti. Nella ripresa la staffetta tra Reginaldo e Denis regala la svolta del match. Il tank si accende dopo 10 minuti, scaraventa in rete di testa il cross dei bianchi. Altri 5 minuti, l'argentino concede il bis. Sull'incursione di De Francesco, contestata dagli Irpini per un presunto fallo sulla Ezza, gli servono 2 tocchi per metterla dentro, ma valgono lo 0-2. L'Avellino non ci sta, Charpentier dimostra ancora una volta il suo talento siglando il gol che riapre la partita. Nel finale Rossetti sfiora il pari colpendo il palo da sinistra di Guarna. La cura Grassadonia non guarisce il Catanzaro, anzi, contro il Rende arriva solo un pari e per giunta sofferto. Il tecnico dei giallorossi si affida alle certezze ma non ottiene gli effetti sperati. Gli attacchi dei padroni di casa finiscono per spegnersi ai 16 metri e gli ospiti ne approfittano per ripartire e insidiare la porta di Di Gennaro. Giannotti e Vivacqua vanno vicino al gol. Al terzo tentativo è sempre Vivacqua a tentare la via della rete, ma l'estremo difensore respinge. Morselli sfrutta l'occasione e realizza il gol del vantaggio. Catanzaro rischia di sprofondare, ma Canutè inventa un gran gol che riaccende le speranze o perlomeno limita i danni. Non è questa la domenica dei giallorossi, che non riescono a ribaltare il risultato ed escono tra i fischi del Ceraulo. La Vibonese conferma il proprio valore al cospetto di un'altra grande del campionato, domina la Ternana per buona parte della gara, sbloccando il risultato con Buba sul calcio di rigore. Nella ripresa arriva la reazione degli ospiti, che prima colpiscono un palo con Paghera e poi pareggiano i conti con Ferrante, bravo a colpire di testa in mischia sul corner di Mammarella. E adesso vediamo le previsioni del tempo. Inizio di settimana ancora con clima mite e tempo stabile. Dalla giornata di mercoledì però sulla Calabria sono attesi i primi segnali di cambiamento, seppur i maggiori effetti si avranno dalla giornata di giovedì a causa del transito di una perturbazione che causerà un peggioramento delle condizioni meteo sulla nostra regione e un calo delle temperature che dopo un lungo periodo con valori quasi estivi rientreranno per alcuni giorni in linea con le medie stagionali. Domani cielo sereno o poco nuvoloso, nel corso della giornata possibili addensamenti lungo i litorali tirrenici, temperature stazionarie. Passiamo a mari e venti, domani Mar Tirreno poco mosso con venti deboli dai quadranti occidentali, poco mosso il Mar Ionio con venti a regime di brezza. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo, vi rimando oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.